Giacomo Donati, come hai detto nel tuo discorso di inaugurazione, Sì, quest'area di sgambamento è un sogno che è divenuto realtà. sì. Puoi dare qualche informazione su quello che è stato l'iter e sul funzionamento di quest'area? Ah, guarda, l'iter è il progetto è iniziato 10 anni fa, praticamente. In un appartamentino abbiamo con questa condivisione di creare uno spazio per i cani, un'area dove potessero essere liberi senza guinzaglio, perché è molto importante garantire uno spazio per loro, perché non tutti hanno una possibilità di avere un verde sotto casa e tanti vivono in condominio. Quindi uno spazio, quindi ho chiesto all'amministrazione comunale, ho iniziato con la mia perseveranza, dopo tanti anni ce l'abbiamo fatta e il mio progetto era esatto che con la stessa tessera, perché noi siamo un'associazione, uno potesse andare in tutti i parchi in cui io apro. Ad oggi ne abbiamo due e quindi sono un po' emozionato perché appunto si sta compiendo un po' il progetto di che era partito 10 anni fa. E come funziona? Nel senso, possono partecipare o comunque accedere cani di grossa, media taglia? Come si deve comportare anche il proprietario? Perché prima comunque hai fatto delle Sì, raccomandazioni. allora ho dato all'entrata, trovano l'utente che viene trova dei cartelli con un'infografica, quindi con sì, delle indicazioni sulla modalità di accesso e un regolamento, e quindi invito comunque chiunque si vuole interessato o si vuole iscrivere a seguirci sui social innanzitutto e sul sito web dopo si può iscrivere. Dopodiché quest'area qua si divide in tre aree, c'è un'area un'area cani con guinzaglio, che è l'area iniziale, dove si verifica, si vede un po' l'affluenza all'interno delle altre due aree, di cani grandi e cani piccoli, perché c'è una distinzione, e anche la compatibilità. E verificata questa si può entrare e si consiglia di non stare vicino a ridosso dell'entrata in modo tale che l'utente possa anche e il cane possa esplorare lo spazio e non ci siano anche più innervosimenti tra gli stessi e niente, dopodiché si può liberare il cane, lasciarlo libero. Ad oggi adesso abbiamo messo qualche gioco, quindi avremo qualche possibilità di migliorarci sempre da qui in avanti e metteremo sì, possibilmente dei giochi o una casetta per gli attrezzi, insomma possiamo fare dei progetti con le scuole, con le case di riposo, cioè tante cose possiamo fare e quindi non vedo l'ora di fare tanti eventi, ecco.